Assessore Vito, è stato piantumato un albero particolare a Monfalcone in prossimità dell'ospedale. Qual è il significato di questo albero? Questo è un albero molto importante, viene da Casale Monferrato, è un simbolo che ricorda le vittime del dramma dell'amianto, ma è anche un simbolo di speranza. Oggi piantarlo qui nel parco dell'ospedale di Monfalcone ha un grande valore. Ricordo che nell'ospedale di Monfalcone è insediato il CRUA, il Centro Regionale Unico Amianto, ed è anche una dedica che facciamo al professor Bianchi, perché in tanti anni ha dedicato il suo impegno professionale proprio a questa lotta. Questo dono è stato fatto a Stefano Cosma, che è stato premiato per il lavoro così culturale di divulgazione che aveva fatto con una mostra dedicata anni fa. Quindi un bel anche segnale dell'investimento anche in termini di cultura e di educazione che deve essere fatto, perché l'informazione è assolutamente fondamentale. Dobbiamo continuare in questo impegno per far conoscere il dramma dell'amianto, quello che è stato, ma anche per lavorare fortemente in educazione ambientale, perché la prevenzione ormai va strettamente collegata al concetto delle bonifiche. Dottor Cosma, lei ha ricevuto questa bellissima pianta di Davidia. Può spiegare il motivo per cui è stata consegnata a lei e il significato anche di questo omaggio? Certo, nel lontano 1994, pochi mesi dopo la promulgazione della prima legge, che era dell'anno prima, il professor Bianchi decise di fare una mostra insieme alla LILT di Gorizia, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, per raccontare della nocività dell'amianto, e chiesero a me, che ero un giovane studente universitario, di fare questa mostra. Ho collaborato per diverse settimane proprio col professor Bianchi qui all'interno dei suoi uffici in ospedale, per poi esporre tutta la documentazione che raccontava da un lato la storia dell'asbestos, dell'amianto, il suo utilizzo industriale, e poi la scoperta della sua nocività, per arrivare appunto ai giorni non nostri ma quelli del 93, del 94, e poi ebbe seguito con una pubblicazione anche di carattere scientifico giuridico. Quindi per questo motivo il comune di Casale Monferrato ha premiato me, ma io ci tengo a dire che il premio che ho ricevuto lo dedico sicuramente al professor Bianchi e ai suoi familiari, che poi hanno donato anche parte dei suoi studi che sono conservati a Ronchi, a Villa Vicentini Minussi. Quindi per me questo è un grande riconoscimento, soprattutto per essere stato un po' l'artefice estetico della mostra, ma dietro la quale c'era il pensiero, lo studio e il lavoro del dottor Bianchi.